Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Chi paga il pizzo è complice. 32 anni fa, ucciso Libero Grassi. Il 29 agosto del 1991, 32 anni fa, cadeva ucciso per mani di sicari mafiosi Libero Grassi, che si era sempre rifiutato di pagare il pizzo. Pochi mesi prima aveva pubblicato il suo no sul Giornale di Sicilia con una lettera aperta nella quale diceva: «Volevo avvertire il nostro ignoto estortore che non siamo disponibili a dare contributi». Tante cose sono cambiate da allora e sempre più commercianti e imprenditori decidono di non pagare e denunciare. La mafia è molto più debole di 30 anni fa. Anche per questo chi oggi paga il pizzo diventa complice e non più vittima. Minaccia a Calderoli, è un messaggio tutto da ridere. Il ministro Calderoli ha ricevuto la seguente lettera di minaccia, che riportiamo errori compresi. Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud Italia, con la nostra potenza di fuoco, noi vi uccideremo. Siamo la mafia, noi siamo italiani, voi no, non ci costa niente uccidervi, faremo anzi del bene all'Italia. Premesso che le minacce sono sempre da condannare, siamo stupefatti che nessuno abbia rilevato che una lettera così fa soltanto sorridere e ha un livello di attendibilità pari a 0. Motivazioni sentenza Lombardo, 12 anni senza prove. La Cassazione ha depositato ieri le motivazioni della sentenza con la quale, dopo 12 anni di processo, è stato definitivamente assolto Raffaele Lombardo dall'accusa di concorso esterno con la mafia. Confermate le motivazioni della Corte d'Appello, nessuna prova, nessun indizio consistente. Non possiamo che condividere le parole di Raffaele Lombardo a commento della sentenza. La Cassazione ha scritto la parola fine ad una vicenda giudiziaria, ha detto Lombardo, che ha cambiato la mia vita e la storia della Sicilia. Migranti in 4.000 a Lampedusa, situazione esplosiva. Nell'hotspot di Lampedusa, progettato per circa 400 persone, ieri ve n'erano 4.000. Una situazione esplosiva che non può che peggiorare. Solo sabato scorso sono arrivati in più di 3.000 e più ne vengono smistati nei centri di accoglienza, più ne arrivano. O il problema si affronta alla radice o in pochi anni arriveranno a milioni. E l'unico modo è rendere non conveniente arrivare in Europa in modo clandestino. Difficile, ma non impossibile. La Sicilia brucia ancora. Ieri altri 20 incendi hanno tormentato la Sicilia, altre migliaia di ettari di macchia mediterranea irrimediabilmente perduti. Una situazione terribile, anche se in miglioramento rispetto a 2 giorni fa. E nella giornata di oggi ancora allerta rossa nelle 3 province di Enna, Caltanissetta e Catania, per le quali il direttore della Protezione Civile siciliana ha disposto il pattugliamento del territorio da parte delle organizzazioni di volontariato specializzate. Trantino chiede le dimissioni del CDA della SAC. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha espresso ancora una volta le sue forti critiche nei confronti del consiglio di amministrazione della SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, a proposito della crisi delle settimane scorse. Trantino, che come sindaco di Catania e presidente della città metropolitana controlla oltre il 14% della SAC, ha chiesto le dimissioni del CDA a causa di gravi inadempienze nell'emergenza. Prosegue quindi lo scontro anche su questa vicenda, che vede Fratelli d'Italia con il sindaco di Catania e il ministro Urso contrapposti al presidente della regione. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.